Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, benvenuti a Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Partiamo da una mostra e non da un libro, perché probabilmente l'apertura della mostra Le alchimiste di Anselm Kiefer a Palazzo Reale a Milano è l'evento, culturale più importante degli ultimi tempi e forse sarà ricordata anche in futuro. Una breve introduzione per chi non avesse mai sentito parlare di Anselm Kiefer. Anselm Kiefer è un artista tedesco, è nato nel 1945, è legato molto alla città di Milano per i motivi che poi vedremo e ha avuto una carriera che ha subito un'evoluzione radicale, molto profonda. Ha iniziato come provocatore e ha riletto la storia del nazismo mettendo il dito nella piaga, cioè in un momento, il dopoguerra, in cui nessuno ricordava con piacere gli anni del nazismo, lui invece ha voluto metterlo al centro della coscienza critica del popolo tedesco. In cambio ha ricevuto delle accuse di neonazismo che sono totalmente campate in aria e ha avuto parecchie difficoltà a esporre, quindi parecchie difficoltà anche economiche. Cosa faceva? In sostanza si faceva fotografare nelle piazze che erano state conquistate dai nazisti in giro per l'Europa, in Germania ovviamente, e si faceva fotografare con il braccio teso. Poi questa figura dell'omino nazista con il braccio teso veniva calata o all'interno di libri che erano però libri d'arte, cioè libri d'artista, scusate, oppure veniva calata all'interno di grandi tele non erano molti quelli che volevano esporle. Poi ha avuto un cambiamento piuttosto radicale, cioè il suo interesse per la storia è diventato l'interesse per l'antichità e ci sono queste gigantesche tele in cui Kiefer dipinge delle piramidi che assomigliano un po' alle piramidi in Egitto, un po' assomigliano invece a palazzi che noi associamo solitamente alla Mesopotamia, cioè con le terrazze. Queste tele gigantesche lo hanno avvicinato progressivamente a un tipo di arte che ha come cuore pulsante la spiritualità. La spiritualità intesa nel significato più ampio che può avere questa parola. È difficile legare la spiritualità di Kiefer a una religione in particolare. C'è qualcosa di cristiano perché è molto importante la figura di Maria, della madre, di colei che genera. Però ha fatto anche delle opere molto famose che prendono spunto dall'ebraismo e anche qua con una particolare attenzione alle donne e poi ha sviluppato un tipo di arte che in qualche modo richiamava le religioni orientali e qui a Milano, all'Hangar Bicocca, c'è una meravigliosa opera gigantesca che sono le 7 torri di Kiefer, amministrazione permanente che rimarrà per sempre a Milano e qua si fa riferimento da una parte alla ascesi dei monaci e dall'altra invece appunto alla spiritualità orientale, anche qua è difficile dire buddista, induista, prendiamo la religione orientale nella sua gigantesca vastità. Le opere che presenta a Milano, a Palazzo Reale, l'apertura è il 7, poi va avanti parecchio la mostra e
si dice che forse anche quest'opera rimarrà a Milano per sempre, e sono 42 giganteschi teleri dedicati appunto alla figura delle alchimiste. Chi sono le alchimiste? Sono quelle donne come Caterina Sforza, ad esempio, che si sono occupate di scienza senza essere scienziate, perché diciamo vengono prima di Galileo, del metodo scientifico, eccetera, eccetera. Caterina, ad esempio, aveva fatto un erbario che poi è rimasto molto famoso. Le alchimiste, dunque, ma che cos'è l'alchimia? L'alchimia è l'arte di raffinare il metallo attraverso facendolo bruciare, mettendolo nel vas, in un crogiuolo, raffinare il metallo, farlo diventare oro cioè farlo diventare la pietra filosofale, che è quella pietra che ha il potere di trasformare in oro tutto quello che tocca. Ora, da un lato l'alchimia è, come dire, parente della chimica moderna, antenata della chimica moderna, dall'altro però sicuramente la grande opera dell'alchimista ha anche un significato spirituale, cioè noi dobbiamo essere capaci, noi siamo, diciamo, sporchi, malati, abbruttiti dal peccato, dalla rabbia e così via, e dobbiamo appunto, come dire, attraversare una fase di riflessione spirituale che è l'equivalente del crogiuolo che bolle, e attraverso questa fase di riflessione arrivare alla nostra rinascita. La fase iniziale, che è associata al nero e alla decomposizione, è la cosiddetta nigredo, mentre il tassello finale, che è diciamo, il raggiungimento dell'illuminazione, è invece la albedo. Tutte queste caratteristiche sono presenti in questa mostra, che quindi sì, diciamo, le alchimiste, diciamo che anche il catalogo insiste molto sul fatto che sarebbero scienziate, anelli di congiunzione appunto tra la preistoria della scienza e la scienza vera e propria. Io penso che Kiefer abbia voluto fare proprio un'opera sulle alchimiste e che avesse proprio in mente questo processo, no? Che porta dalla putrefazione alla rinascita, e la rinascita è quindi attraverso la madre, quindi attraverso la donna. È per questo che è così attento appunto alle donne. Questo artista sempre è stato attento al tema della donna, non declinato nel politicamente corretto, è colei che genera e che rigenera. Questi teleri sono nelle sale delle Cariatidi, sono 42, sono bellissimi, e diciamo oltre al ritratto, qui c'è da notare, almeno mi sembra una cosa importante, che fa uso proprio nella stesura di queste immense tele, fa uso di metalli, c'è l'acciaio, c'è il piombo, c'è anche una certa quantità di cenere, probabilmente scagliata contro la tela, che è destinata poi a cadere, perché le opere di Kiefer hanno questa caratteristica, alcune, ovvero cambiano con il passare del tempo, ma questo cambiamento, che è anche una rinascita, che è una morte del vecchio quadro e una rinascita di quello nuovo, questo procedimento è voluto dall'artista. Quindi se vedrete della cenere che si accumula ai piedi della tela, sappiate che così deve essere, perché appunto l'opera cambia e si rigenera. Questo artista, perché ve ne ho parlato diffusamente? Perché secondo me permette di fare anche una riflessione su quello che è la provocazione nell'arte, no? Cioè, nell'arte contemporanea sembra quasi impossibile ormai ritagliarsi uno spazio se non si va sulla polemica politica, ma polemica politica intendo quella quotidiana, quasi, cioè quindi non so, Ai Weiwei che espone i barconi affondati nel Mediterraneo,
Bansky che fa riferimento ai fatti di cronaca nei suoi graffiti. Insomma, l'arte che va per la maggiore, almeno nella comunicazione dei grandi mass media, è questo tipo di arte appunto che fa, qualcuno chiama artivismo, cioè l'arte che sconfina nell'attivismo politico immediato. Ben più provocatorio a noi, a me sembra, Kiefer, perché Kiefer cioè ci sbatte in faccia ci sbatte in faccia la spiritualità, che è ciò che il nostro mondo tutto sommato rinnega e ha perso. È inutile ricordare cosa disse Ratzinger: l'Europa è la prima terra di evangelizzazione perché appunto ha perso la dimensione del sacro. Perdere la dimensione del sacro significa appiattirsi su ciò che è il materialismo, il nichilismo, è una cosa che non porta a niente. Cioè, anche perché poi è una versione di nichilismo soft, no? Cioè tutto uguale tutto, quindi nulla vale qualcosa. Ecco, questo tipo di arte di Kiefer è radicalmente diverso e propone una provocazione, secondo me, più profonda. Tra l'altro fatta da un artista che ha conosciuto anche quel tipo di impegno militante all'inizio, rischiando molto di più ovviamente di chi espone una barca affondata nel Mediterraneo, perché naturalmente sbattere in faccia di nuovo il nazismo ai suoi concittadini tedeschi in un momento storico in cui nessuno voleva ricordare il nazismo, ovviamente lo esponeva a un rischio che poi è diventato realtà, cioè di rimanere senza la possibilità di esporre. Capite che insomma esporre un barcone ti espone al rischio di prendere un bel applauso. Dire, cari ragazzi, vi siete dimenticati che siamo stati non molto tempo fa nazisti, ti espone alla messa al bando. Hey, I'm your life. I'm the one who takes you there. Hey, I'm your life. I'm the one who cares. They betray. I'm your only true friend now. They'll betray. I'm forever there. I'm your dream, make you real. I'm your eyes when you must steal. I'm your pain when you can't feel. Sad but true. I'm your dream, mind astray. I'm your eyes while you're away. I'm your pain while you repay. You know what's sad but true. Sad but true. You're my mask, you're my cover, my shelter. You're my mask, you're the one who's blamed. Do my work, do my dirty work, scapegoat. Do my deeds, but you're the one who's shamed. I'm your dream, make you real. I'm your eyes when you must steal. I'm your pain when you can't feel. Sad but true. I'm your dream, mind astray.
show. Eccoci alla seconda parte di Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Vi presento qualche libro che mi sembra interessante. Forse di uno abbiamo già parlato, ma in realtà insomma è un libro corposo, per cui me lo sono gustato con calma e adesso ve ne posso parlare a ragione veduta. Allora, il libro è il libro di Giordano Bruno Guerri, Audacia, ribellione, velocità, vite strabilianti dei futuristi italiani. È un libro che è edito dalla Rizzoli, è di formato bello corposo, ha un sacco di illustrazioni e costa relativamente poco, perché appunto sono 350 pagine con delle bellissime immagini e costa però soltanto 29 euro. È una storia del futurismo e dei futuristi più famosi e anche di quelli considerati minori, che poi tanto minori scoprirete leggendo non sono. Ma quello che vi volevo leggere, perché mi sembra divertente, no, intanto volevo fare una premessa. Ecco, noi vediamo in questo libro una cosa molto in maniera lampante, una cosa molto vera secondo me per i primi 20 anni del Novecento, cioè il futurismo è come dire patriottico, ma non è nazionalista. È patriottico perché ovviamente furono poi degli interventisti della prima guerra mondiale, quindi amavano l'Italia. D'altro canto però è un movimento cosmopolita, perché Marinetti pubblicò a Parigi, prima in francese, prima che in italiano, in Italia, il manifesto del futurismo. E insomma questo ha un significato, appunto, poi diventò un'avanguardia che si diffuse in tutto il mondo e anche nella Russia sovietica, dove fu una delle principali correnti letterarie e fu anche repressa poi molto duramente. Ci sono state tante polemiche sul futurismo per via della mostra romana che ormai è chiusa, ma intanto andrebbe fatta appunto questa distinzione, perché questi uomini qua, patriottici, ritenevano che il nazionalismo, come viene definito poi successivamente, nei decenni successivi agli anni 20, un tipo di pensiero che non è italiano, perché è un tipo di pensiero che i paesi del nord capitalisti, cioè l'Inghilterra, la Germania e così via, vogliono imporre, un tipo di pensiero che vogliono imporre a noi italiani. Perché? Perché noi italiani abbiamo una storia diversa e loro la vogliono cancellare. E questa storia, la storia d'Italia, è una storia di autonomia e di grandissima varietà politica e culturale. Quindi il concetto di nazione granitica non ci appartiene tutto sommato, ci ha appartenuto nel periodo forse del fascismo, anzi sicuramente del fascismo, però nella nostra storia i futuristi lo dicono molto bene, la nostra storia è più legata appunto al concetto di autonomia, di varietà e così via. Però qui c'è una cosa molto divertente in questo libro all'inizio,
perché fa vedere in sostanza che nelle opere dei futuristi, non è uno in particolare, sono tanti, e questa è una specie di riassuntone che fa Giordano Bruno Guerri, hanno immaginato delle cose che noi oggi utilizziamo tutti i giorni e che però ci sembrano delle novità tecnologiche. Per cui dice l'uomo del futuro inclinerà al dinamismo della vita, all'efficienza e alla praticità. Grazie ai metalli vinti, all'elettricità e ai carburanti, sarà dotato di un esercito di schiavi, ostili e pericolosi, ma sufficientemente addomesticati, che lo trasporteranno velocemente sulle curve della Terra. Sta parlando delle automobili, dei treni, degli aerei e così via. L'energia verrà tratta dai mari e dai venti, regolata da tastiere che vibrano sotto le dita di ingegneri seduti davanti ai quadri di distribuzione. Pensate a chi lavora, non so, all'interno di una centrale che ha il suo computer sul quale lavora. Gli uomini avranno mobili d'acciaio 20 volte più leggeri e meno costosi dei nostri. Potranno scrivere in libri di nichel il cui spessore non supera i 3 centimetri. Saranno economici, ma conterranno 100.000 pagine. Si sta parlando del Kindle o dei lettori per gli ebook. Poi dice il caldo, il fresco e la ventilazione sono regolati da rapidi meccanismi, aria condizionata, e comunicheremo per mezzo di telefoni ma senza fili, cioè i cellulari. L'agricoltura sarà meccanizzata, le risorse sfruttate intensivamente, l'uomo mangia in velocità e può finalmente dedicare le sue energie a un sovrappiù di godimento. Il giorno e la notte si fondono nel lavoro e nel piacere, mentre il tragico ritorno annuo delle feste tradizionali va scolorandosi di interesse. E se pensate a quello che è il Natale o altre festività che hanno perso il loro significato, diciamo, religioso per diventare un'altra cosa, anche questo è prefigurato in queste pagine. Poi Marinetti in un suo scritto dice che presto le stagioni finiranno e saranno fuse, che uno potrebbe dire che è un fenomeno e che il famoso fenomeno che non esistono più le mezze stagioni, ma adesso ovviamente il rimando potrebbe essere anche quello all'emergenza climatica. Poi l'individuo sarà naturalmente crudele, onnisciente e combattivo, preoccupato di se stesso, poco portato all'introspezione. Per questo lo scambio di informazioni sarà immediato, sbrigativo e istintivamente l'uomo non perderà tempo a costruire i periodi. Si infischierà della punteggiatura, disprezzerà le cesellature e le sfumature di linguaggio, userà i segni matematici e immagini che serviranno ad esprimere la mimica facciale e la gesticolazione. Un emoticon. Questo è un passaggio straordinario perché qui sta parlando degli SMS, delle mail, delle chat, dei post, dei tweet, degli emoticon. Il cinema diventerà la miglior scuola per i ragazzi e darà all'intelligenza un prodigioso senso di simultaneità e di onnipresenza. E poi ci sarà una nuova macchina che sarà la fusione ribollente di tutti gli sghignazzamenti, di tutte le contorsioni, di tutte le smorfie dell'umanità futura che verranno trasmesse alla televisione. Adesso potremmo andare avanti perché Giordano Bruno va avanti parecchio, tira fuori un sacco di questi, erano tutte citazioni alla lettera, quello che scrivono i futuristi. E poi naturalmente poi ci sono le varie biografie e secondo me anche per chi conosce già il futurismo questo aspetto delle biografie di personaggi che sembrano minori ma non lo sono è una miniera di scoperte. Ad esempio io ho scoperto Sam Dunn è morto, che è uno straordinario romanzo di Bruno Corra, che in realtà si chiamava Corradini, e io l'ho trovato uno dei romanzi più belli che abbia letto nel Novecento italiano. Quindi diciamo è un libro che permette di fare tante scoperte
interessanti. Divertente invece non è una novità assoluta, perché è un libro che è già stato stampato da altri editori peraltro, ma qui invece esce per Sellerio, Le rose del ventennio di Giancarlo Fusco. Giancarlo Fusco è stato un grande personaggio, scrittore, giornalista, ma poi ha avuto una vita esagerata, come direbbe Vasco Rossi, anche se non si sa se sia proprio tutto vero. Comunque ha fatto il pugile, ha fatto il ballerino di Boogie Woogie, ha fatto la guerra, è stato deportato, è stato in prigionia, insomma ne ha fatti di tutti i colori. Questi sono i suoi articoli, in questo libro, Le rose del ventennio, pubblicato da Sellerio, sono 12 euro per 160 pagine. Questi sono gli articoli in cui lui ha raccontato nel dopoguerra cos'era il fascismo. Da un lato ci sono degli articoli seri, molto ben scritti, che non ci dicono niente di nuovo, però si leggono con grande piacere, e quindi piaceranno sia a chi si interessa di storia sia a chi si interessa di letteratura. E poi c'è una serie di articoli cesellati in maniera molto intelligente, in cui non si capisce se Fusco stia facendo la parodia del fascismo oppure no. Sono le pagine a tratti geniali che vengono riservate ad esempio ai gerarchi che vanno in visita nell'Albania conquistata dal fascismo, e non c'è mai una aperta presa in giro, c'è qualcosa di più sottile che però diverte, ma tiene anche lì, perché insomma comunque ti fa capire un po' l'atteggiamento degli italiani, di quanto gli italiani fossero poco portati al colonialismo. E con questo vi saluto, vi do appuntamento a venerdì prossimo. Avete ascoltato Alta Tiratura.